Eccoci nuovamente in diretta, Ermanno. Allora. Sì, appunto si parlava proprio adesso di come l'economia e l'atto provocatorio, quello che provoca le guerre, che crea le guerre, e Napoleone, naturalmente in questa logica c'è anche lui. Allora, non è che, come si diceva prima, non è che Napoleone sia l'unico. Napoleone segue abbondantemente questo principio predatorio: se vinco io mi porto a casa tutto quello che voglio. Quello che non capisco però, ecco, perché un repubblicano, in quel momento lui era generale, era repubblicano quando fa la campagna d'Italia. Un repubblicano distrugge le due più antiche repubbliche del mondo, Genova e Venezia. C'era una logica o poteva per caso dire, beh, siamo repubblicani, troviamo un sistema per convivere e ampliamo questa repubblica ulteriormente, e invece va a Genova e fa una rapina totale di oltre 34 milioni, se vado bene a memoria, di monete sonanti in oro, e 8 milioni a Venezia, e quindi Genova era un repubblicano che va a ammazzare le repubbliche, avvocato. No, Genova era troppo finita vicino alla Francia e è stato il primo assalto. Sì, Venezia ha avuto una serie di scuse. Ideologia e logica. Sì, no, ha avuto una serie di scuse. Ha detto ai veneziani, ha mandato un messaggio Napoleone dicendo: guardate che voi, è una delle scuse per invadere i territori della Repubblica, avete tenuto ospite a Verona e avete avuto lì il legittimo erede della dinastia reale francese, e quindi voi avete protetto un nemico della Repubblica. Dopodiché dice un'altra cosa: voi avete consentito il passaggio degli austriaci, la Repubblica Veneta ha provato a pagare senza farsi distruggere, ha consegnato a Napoleone, come si diceva, 20.000 fucili in cambio di essere lasciata in pace. Non è servito a niente, perché Napoleone si è preso i 20.000 fucili, si è preso il 1.000.000 di ducati che venivano versati puntualmente a pagamento delle truppe napoleoniche e che è stato oggetto di un trattato iniziale per poter essere neutrali, e ha detto: la neutralità voi ve la pagate, non ve la diamo, se no noi abbiamo bisogno di entrare nei territori. E poi non ha mantenuto i patti, perché quando si è preso i soldi e i fucili ha detto: no, io voglio anche i beni della Repubblica, voglio arrivare a Venezia e voglio portarmi via. E guardate che era premeditato, perché quello che dicevo all'inizio è che aveva stilato e fatto stilare un elenco di opere, ma stiamo parlando di 30.000, non cifre modeste, di beni elencati e organizzati, perché quando arrivo so cosa andare a portare via. E dall'altro lato gli serviva anche quello. Non poteva dare i quadri di Tiziano o di Tintoretto in pagamento alla truppa, però gli servivano per mandarli al Louvre e per ingraziarsi chi era a governare in Francia, quindi il direttorio, dicendo: guardate che io vi impianto il più bel museo, prendendo di queste cose anche qualche cosa che fa grande la Francia, fa grande Parigi, fa grande il vostro il governo, e quindi vi mando queste opere d'arte che non sono vil denaro per... Viceversa, Bucintoro, bruciandolo, l'oro l'ha usato poi per farne pagamento alle truppe. 15 giorni di rogo nell'isola di San Giorgio, il Bucintoro, per tirargli fuori i chili e chili di oro che lo adornavano. Un altro commento sul comportamento di Napoleone? Per quanto riguarda il suo rapporto soprattutto con l'Italia, è giusto tenere presente che noi parliamo di Italia, ma quando Napoleone fa la sua campagna ci sono 15 Italie, perché ci sono 15 stati, certo, in primis. Ovviamente lui contratta, combatte con ciascuna o con l'altra, per cui ci sono vari interlocutori. È vero che ha questa volontà di acquisire il massimo del bottino, perché è la ricompensa che tutti i soldati si aspettano. È vero anche che
è, come si dice, un bottino che va a dare l'inizio al grande museo del Louvre, ma il Louvre nasce soprattutto con la campagna d'Egitto. Noi abbiamo un censimento che risale al 1815 che parla di 5.230 opere catalogate, ma è una fonte francese, catalogate al Louvre nel 1815, insomma, ecco. Teniamo conto che della campagna d'Italia Napoleone ha un bottino stimato sui 20 milioni di franchi, di cui 10 milioni li dà al direttorio, per cui riceve e si rendono conto dell'importanza di questo generale, di questo condottiere, lui che ormai prende l'iniziativa, non prende più ordine dal direttorio perché la campagna d'Italia lo incorona, e soprattutto la sua visione è anche quella di modificare l'assetto delle città, elevando Milano e abbassando Venezia e Torino. Sostanzialmente lui opera in questo scenario. Allora passiamo alla prossima, il prossimo contributo, un passo avanti. Napoleone diventa imperatore. Tutti quelli che votarono per la morte di Luigi XVI vi considerano uno di loro adesso, hanno perfino un titolo da proporre per voi. Imperatore dei francesi. Non è una cattiva idea, in fondo. Ha una condizione: per evitare ogni possibile confusione. Non dovrà mai sembrare un ritorno mascherato alla vecchia monarchia. Non ci sarà mai più un re in Francia, Talleyrand. Io sono repubblicano. Ma un imperatore può essere eletto, come i Cesari nell'antica Roma. I Cesari erano eletti dal Senato. No, invece io esigerò che sia tutto il popolo francese a ratificare e approvare la mia elezione. Allora lasciate che sia il primo cittadino di Francia a offrirvi la mia approvazione. Sire. 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 Vi ci abituerete molto presto, Sire. Vedremo. Un nuovo plebiscito, anche questo trionfale, attribuisce a Napoleone il titolo di imperatore. Ma Napoleone manipola comunque i dati. Che cosa fai? Mi sembra evidente, correggo ciò che non va. Ma è illegale, soprattutto è inutile. Hai ottenuto circa 3 milioni di sì contro appena 2.500 no. Che vuoi di più? Non è il risultato che conta, Luciano. Il modo in cui i voti sono ripartiti è altrettanto importante. No, la partecipazione dell'esercito è deludente. Solo 130.000 voti è insufficiente. 450.000. Così il mondo saprà che i miei soldati mi hanno dato in massa il loro suffragio e farà riflettere le potenze che gli inglesi vogliono coalizzare contro di noi. Tieni. È un dettaglio molto importante, perché è proprio dai soldati che Napoleone attinge la sua forza, e questo è bene che risulti a tutti, specialmente ora che non è più un semplice generale o un console, ma un imperatore. Napoleone conosce bene la psicologia di massa e sa quale carisma può assumere se diventa non soltanto più un leader, ma un'icona, consacrata magari dal Papa. Avete reso benissimo la fisionomia del Papa. Sembra che sia seduto lì sul suo trono e che gli sia proibito a muoversi. Sembra tanto annoiarsi, il poveretto. Dal suo posto poteva vedere solo il retro del vostro mantello. E dov'è mia madre? Da nessuna parte, Sire. Madame, vostra madre, ha preferito non assistere alla cerimonia. E io poteva sopportare di assistere alla glorificazione di Joséphine, beghe tra donne. Ma i posteri non capirebbero la sua assenza in un simile momento. Lì, David. La dipingerete lì, in mezzo alle tribune. Conto su di voi perché sia bene in vista e fatele un abito magnifico. E che abbia un'aria radiosa. Ma, Sire, io non so se Madame vostra madre... All'inizio la renderà furiosa, ha un carattere deciso, come il resto della famiglia, d'altronde. Ma col tempo mi sarà riconoscente di averle evitato di passare per una persona dallo spirito gretto e meschino. È una scena attentamente studiata e voluta da Napoleone per mostrare a tutti che il potere non gli deriva dal rappresentante di Dio in terra, ma è lui stesso a darselo questo potere, elevandosi da solo al rango di imperatore al di sopra dell'autorità del pontefice. L'idea di sbarcare in Inghilterra continua ad essere una tentazione per Napoleone. Presto questo mare deserto si coprirà di scialuppe piene di uomini, cavalli e cannoni. Rotta ad ovest, se Dio mi dà 6 ore divento favorevole e sarò in Inghilterra. Qui non è solo una questione di venti.
La flotta inglese si trova al largo e le nostre navi da sbarco... No, l'ammiraglio Villeneuve non tarderà. Sta risalendo la Spagna con 74 navi da guerra. Contro le 50 scarse che hanno gli inglesi. La messa sarà presto detta. Noi avremo pure Dio dalla nostra parte, ma gli inglesi hanno Nelson. Nelson? Nelson, avete tutti questo nome in bocca. Chi è poi questo Nelson? Un ometto accoccolato su una cozzaglia di legno, canapa e tela che chiamiamo nave. Ebbene, Mira, una nave si affonda. Ritiene che una volta portata la sua armata sul suolo inglese potrebbe avere partita vinta negli scontri di terra, ma bisogna attraversare quel tratto di mare. Basterebbe un giorno, anzi forse solo 8-10 ore. Sarebbe uno sbarco in Normandia alla rovescia, fatto nel punto più stretto della Manica. Il problema è che la Gran Bretagna è imbattibile sui mari e il rischio durante la traversata è altissimo. Sire, forse potete mettere da parte le mappe dell'Inghilterra per il momento. Avete notizie dell'ammiraglio Villeneuve? Mi dispiace, Sire. Il signor di Villeneuve ha ritenuto i suoi squadroni troppo vulnerabili, i suoi marinai troppo mal preparati per affrontare Nelson. Preferisce aspettare, Sire. Ma, Vostra Maestà, forse è meglio che non attraversiamo la Manica. Perché gli inglesi hanno anche persuaso sia i russi che gli austriaci ad attaccarci sul fronte orientale, mentre il nostro esercito è occupato a occidente. Un'efficace strategia. Per quanto inglese, direi. Ma gli inglesi dimenticano che la mia arma è la velocità. Tra 20 giorni sono nel cuore della Germania. Murat, cambio di programma. I trombettieri suonino l'adunata. Partenza immediata, 40 km al giorno, 5 minuti di pausa ogni ora. Sarà estenuante, voglio che i tamburi precedano e chiudano la marcia e che suonino incessantemente per dare coraggio agli uomini. Non gli mancherà certo il coraggio se voi siete con loro. No, non sarò con loro, io sarò all'opera. Sarò a teatro, ai balli, a caccia, dovunque si ride e ci si diverte. Devo riuscire a ingannarli. Se mi si vede a Parigi, il nemico non immaginerà mai che il mio esercito gli sta piombando addosso. Lo so, signori, non si sono mai visti 200.000 uomini armati eseguire una tale piroetta. Ma è perché la crediamo possibile che andiamo a farla. Ed è anche per questo che da oggi non si dirà più l'armata, ma la grande armata. Un esercito di queste dimensioni in marcia è una specie di rullo compressore che attraversa campagne e villaggi. Una vera calamità per i contadini. È una massa enorme di uomini che tutti contemporaneamente cercano da mangiare e da bere. Ci sono migliaia di cavalli che debbono trovare fieno, con coltivazioni calpestate, strade rovinate dal passaggio dei carri e dell'artiglieria. Senza contare i rischi naturalmente per mogli e figlie. La regola è che tutto sarà rimborsato e che i soldati si debbono comportare correttamente, ma tra la teoria e la pratica. I soldati si accampano come possono e il più delle volte stramazzano addormentati tutti vestiti. Queste marce sono molto dure, specialmente se piove e bisogna camminare nel fango a tappe forzate, il che vuol dire 30-40 km al giorno, portandosi sulle spalle tutto l'equipaggiamento. Ma anche per Napoleone è dura. Non scende quasi mai da cavallo. A volte dorme anche in sella. Nelle tappe si concede un piccolo lusso, una vasca da bagno in rame che viaggia a suo seguito. Ma a volte, come in questo caso, la vasca si perde per strada e Napoleone si adatta a fare il bagno in una tinozza molto speciale. Che cos'è questo affare? Sera, è il mangiatoio per maiali, ma Rustam ha lavato prima. L'imperatore dei francesi in un trogolo per porci. Ecco, questo è il Napoleone, diciamo, nella seconda fase. Prego. Sì, c'è un aspetto secondo me particolarmente interessante di questo passaggio imperiale che è la firma del concordato con la Chiesa, che è un tema molto controverso nei rapporti tra la Francia e la Santa Sede, insomma partendo già dalla cattività avignonese nel 300, arrivando poi alla teoria gallicana portata avanti dal Re Sole, c'era sempre stato questo rapporto molto conflittuale. Eppure Napoleone, che come diceva il collega Zanella prima giustamente non ha questo sentimento religioso, intuisce l'importanza proprio ai fini di quel consenso plebiscitario di cui parlava il filmato, istituto che come sappiamo poi passa in maniera controversa attraverso il nostro risorgimento fino ad arrivare ai referendum mussoliniani, insomma degli anni 20, il riconoscimento del ruolo della Chiesa Cattolica come grande potere universale. Qua, mentre guardavo quella scena, mi veniva in mente Palmiro Togliatti che va a firmare, rompendo fra l'altro l'unità col mondo socialista, in quel caso a nome del PC l'articolo 7 all'interno della Costituzione repubblicana. È più o meno lo stesso meccanismo, il riconoscimento di questa grande autorità. E un'altra cosa vorrei sottolineare, lo fa nello stesso periodo
in cui lui va a liquidare sostanzialmente, dopo 1000 anni di storia, il Sacro Romano Impero. Quindi fa quel gesto che è il gesto iniziato da Carlo Magno, e lo fa nel momento in cui dà vita invece a una nuova realtà nell'ambito, diciamo, dell'area germanica, cioè la Confederazione del Reno, che avrà numerosi riflessi sulla storia europea, perché evidentemente quella scelta è la scelta che darà origine a quello spirito tedesco di cui ci parlano i discorsi della nazione tedesca di Fichte, di cui ci parla Hegel, no? Quando dice che vede in Napoleone a cavallo, no? Lo spirito del mondo, e dà inizio a quella soluzione di quella identità tedesca, così come posso dire complessa, no? Un po' cattolica e un po' luterana, un po' Hohenzollern, un po' Asburgo, un po' latina, un po' germanica. Ecco, questa è un'altra delle conseguenze che Napoleone evidentemente porta avanti. Anche qua bisogna dire con contraddizione, perché la firma del concordato e poi l'incoronazione in Notre Dame, quella Notre Dame, no, che era stata depredata dai rivoluzionari anche per il piombo, no, delle vetrate, dopo viene dicendo che il cattolicesimo è la religione della maggioranza dei francesi, non la religione di Stato, viene però parzialmente poi smentita quando va a fare il codice civile, ad esempio dall'introduzione del divorzio, quindi c'è sempre questo andirivieni, però nel riconoscimento, ripeto, di questo potere universale, per usare un termine. Non possiamo considerare Napoleone una persona coerente, perché in tutto quello che fa non c'è coerenza. C'è coerenza in un altro senso, cioè è opportunista, non può negare, perché deve farsi un nemico che tutto sommato non lo è o lo sarà solo successivamente quando avrà il potere, e quindi accetta tranquillamente che il Papa, anzi lo va a prendere, lo porta, e lo porta a Parigi, perché lui mai sarebbe andato lì. Ma ricordiamo però che Carlo Magno rifiuta la corona, Ma Carlo Magno toglie la corona e la getta perché il Papa l'ha ingannato e gli ha messo la corona di dice io sono. Ma questo è un altro aspetto della storia. No, un buon populista di tempi antichi, ma che vale anche per i tempi moderni. Certo. E quello della coerenza, ed anzi dell'incoerenza, è assolutamente vero, però va interpretato nel senso che è un utilitarista, perché opportunista. Opportunista. In quegli anni contava molto, il pensiero illuminista che lo pervadeva era un pensiero più elitario, non era il pensiero delle masse, mentre il pensiero della religione cattolica, con tutta la quantità di chiese di parroci che c'erano in giro per l'Europa e che facevano opinione, averli contro o averli a favore è una cosa importantissima anche per Napoleone. Per cui è un meccanismo di opportunità. Lui ripristina la nobiltà, quindi oltre che alla Chiesa, gli altri due stati, il primo e il secondo stato, vengono rimessi in funzione, perché altrimenti l'economia dell'epoca non avrebbe avuto alcun risultato. Prego, professore. Sì, una postilla su questa doppiezza dell'imperatore, dell'uomo. Napoleone viene considerato incoerente, viene considerato una persona contraddittoria, ma a guardarlo nelle scelte che fa, il connotato che emerge principalmente è quello di essere un pragmatico. Aggiusta la posizione a seconda della situazione che ha di fronte. Non è incoerenza, non è che pensi di tradire, perché quando si allea con lo zar o con Alessandro I non è che pensa di tradirlo dopo, è l'altro che cambia l'alleanza. Teniamo conto che quando va in Egitto quasi si fa filo maometano, quando va al potere capisce che l'alleanza con il clero è essenziale per il consenso, quindi va a abbracciare e invita il Papa, anche se poi lo piega ai suoi voleri. Diciamo che sotto questo aspetto, anche quando lo vedremo sui campi di battaglia, lui dall'alto osserva gli schieramenti e cambia di posizione in posizione nel momento, non ha una strategia, sa della strategia dell'immediatezza, della rapidità di spostamenti, ma con il cannocchiale da una collina che guarda gli schieramenti, e lì lui era un calcolatore, era un abile anche motivatore. Non dobbiamo dimenticare che sapeva motivare come nessuno i suoi soldati, e cambia la motivazione della guerra in sé, consolidando
consolidando quelli che erano i valori della rivoluzione francese, cambia la motivazione appunto dei soldati, perché prima si combatteva per il re, adesso si combattono per dei principi, per degli ideali, e questo motiva molto diversamente gli stessi battaglioni che lui sa orchestrare. Certo. Quindi è sostanzialmente una persona che la lungimiranza, la visione, il tempismo, perché questo non gli è mai mancato finché la fortuna l'ha assistito, ecco, il tempismo sono state le doti che hanno fatto uscire vincitore su tanti terreni. Certo, anticipare l'avversario. Poi non dobbiamo dimenticare che Napoleone in quel momento sta fondamentalmente ristrutturando, risistemando la Francia. La Francia è uscita da un momento convulso. Ovviamente la rivoluzione, il terrore avvenuto solo pochi anni prima, il Direttorio che era un governo estremamente corrotto e di bassissimo livello, se vogliamo, e lui a un certo punto deve riorganizzarla e deve confrontarsi con forze che sono anche proprio alle antipodi. Deve cercare di pacificare la Vendée, dove sta avvenendo da quasi 10 anni una guerra, tra virgolette, che è tra il civile e il religioso, e nel contempo stesso però non vuole inimicarsi, tra virgolette, gli accesi repubblicani, che gli faranno, non dimentichiamo, la macchina infernale, gli faranno un attentato, perché quindi deve barcamenarsi fra questi opposti diciamo schieramenti, e quindi poi la domanda è: uno statista è coerente? Non potrà mai essere coerente, perché le realtà sono mutevoli. Quindi, anche perché quel periodo lì, cioè che va dal 1800 al 1805, quindi inizio della campagna, è il periodo, se vogliamo, più importante per quello che Napoleone, secondo me, lascerà poi alle generazioni future, cioè è il periodo in cui viene istituito il codice civile, che da un lato sicuramente, diciamo, non è contiene il divorzio, però rispetto ad esempio alla giurisprudenza sulla famiglia repubblicana è un passo indietro. Sì. Viene ricostituito fortemente il concetto del pater familias, quindi il ruolo della donna in realtà fa un passo indietro. Adesso c'è tutta questa polemica se Napoleone era antifemminista o non era antifemminista. Io dico sempre, Napoleone aveva 3 cose che non dobbiamo dimenticare. Era un isolano, quando l'isola era veramente isola, cioè, quindi primo aspetto. Era un soldato, okay. E terza cosa, io sono entrambe, non sono isolano, sono soldato e ingegnere, era comunque un ingegnere, perché all'epoca l'arma di artiglieria era l'arma d'otta, era l'arma tecnica. Tutte queste 3, diciamo, depongono per un atteggiamento più conservatore, che per cui anche quando diciamo sì, lui era rivoluzionario, ma era quel rivoluzionario che però ha ricevuto l'ordine, fece prendere a cannonate la Canaille, che poi la Canaille erano semplicemente persone che stavano protestando per fondamentalmente per la carestia. Certo. Quindi non dobbiamo dimenticare che lui è incoerente, perché l'abbiamo voluto vedere noi come figlio della rivoluzione, però in realtà lui fondamentalmente, ripeto, era un militare proveniente da un'isola e anche un tecnico. Quindi non era un filosofo, non era, anche se amava Rousseau, ma non era Rousseau, era un uomo d'ordine. Quindi lui in questo momento deve sistemare la Francia e ricorre a ogni strumento. La Francia alla fine per il 95% è cattolica, quindi lui deve accordarsi con la Chiesa. Sì, però c'è un piccolo particolare, che lui nasce come repubblicano, ma poi si elegge imperatore a tutti gli effetti e fa il colpo di Stato, perché ricordiamo viene eletto, che la non si elegge, attenzione, viene eletto. Beh, la corona se l'è messa da solo. No, sì, però è un passaggio fondamentale. Lasciamo perdere che il plebiscito possa essere più o meno vero, indubbiamente, però c'è un passaggio fondamentale. Si passa da una monarchia di tipo, diciamo, che proviene, quella borbonica, dal Dio, a una persona che è scelta con un plebiscito, cioè per la prima volta, tra virgolette, i francesi si scelgono quello che è il Presidente della Repubblica, quello che va possiamo dire una cosa, che
lui dà inizio alla politica che è la politica moderna. Vedremo che lo stesso sistema userà Mussolini, lo stesso sistema userà Hitler, e useranno tutti coloro che non possono avere una radice nobile oppure una giustificazione per gestire il potere, ma chiedono il consenso. E Mussolini in questo senso è... Anche Giolitti e Cavour vennero votati a questo punto, non è che semplicemente perché è votato deve essere Hitler o Mussolini. Cioè, come? Hitler andò al potere eletto, ma come esattamente il cancelliere prima di lui. Cioè, non è che se uno viene eletto deve diventare Hitler o Mussolini. Non... Sì, aggiungerei anche un altro elemento. Scusate, il consenso era la fase fondamentale dei due sistemi dell'epoca, ma anche successivamente altri sistemi, cioè il convincere le persone per avere il consenso. Dopodiché col consenso io ho il potere di fare, perché altrimenti altro non poteva supplicare il signor Napoleone. Aggiungerei un elemento, e che è questo, che lui ha cavalcato in maniera fortunatissima il periodo storico, per cui c'era una critica dilagante attraverso i regimi dell'ancien regime. Queste monarchie avevano una classe nobiliare che viveva in un certo modo, avevano un sistema fiscale che li privilegiava, eccetera. Questi criteri che hanno cominciato a essere diffusi nelle idee di tutti e creare un malcontento sostanziale, pensiamo anche non solo alle guerre ma anche al periodo di carestia in cui sono intercorsi, la Francia era affamata, dove lui allora ha cavalcato facilmente questo con una grande capacità e opportunismo. Allora, la rivoluzione francese apre una breccia come cambiamento, apre una breccia e dà la possibilità a chi non aveva possibilità di emergere, chi ha la capacità di farlo è Napoleone, e lo fa in maniera saggia. Quello che è incoerente, e questo non possiamo negarlo, l'incoerenza è che lui è repubblicano ma poi crea l'impero e vuol fare l'impero di tutta Europa. E allora qui incominciamo a dire, vabbè, c'è un limite, voleva fare la Repubblica europea, l'unità europea con i vari stati, ma lui voleva fare il suo impero, e poi lo vedremo nel contributo. Adesso lasciamo uno spazio alla pubblicità perché sennò ci sgridano, e poi torniamo sulla parte economica di Napoleone con i Rothschild.